Appuntamenti di venerdì 24 luglio. Al Poi di Chiavari c'è il primo incontro nell'ambito della campagna di prevenzione del diabete e delle malattie cardiovascolari dalle 15 alle 17, visite gratuite senza prenotazione. Allo spazio aperto di Via dell'Arco di Santa Margherita Ligure viene inaugurata la mostra Vedute minime, oggetti, luoghi e dettagli del Tigullio in formato cartolina dell'Anonima Chiavarese, appuntamento alle 17. Alla Torre Civica di Chiavari, allestita alla mostra Rosso di Sera, Bel Tempo si spera, organizzata dal Sestante o Castello, Navimeteo e Franco Casoni, si può visitare dalle 17 alle 22. A Sestri Levante c'è la prima delle passeggiate sonore estive, una performance itinerante in cui vengono presentate le prime puntate del podcast audiovisivo di Alchemilla.social, ritrova alle 19 di fronte alla Vela in Piazza Bo. Viaggio nella Bossa Nova sulle note di João Gilberto, il concerto in programma allo spazio aperto di Via dell'Arco di Santa Margherita Ligure. Dalle 19 si esibiscono Mimmo Di Marzio, Thomas Allen e Alessandro Cerino. Ultima serata delle pedalate serali organizzate dalla Fiab Tigullio, ritrova alle 20.45 in largo Colombo a Sestri Levante. Prenotazioni al 339 102 9558. La Lega Navale Italiana di Santa Margherita Ligure organizza l'incontro La Plastica che noi, anche gli esseri umani, sono plastiglomerati, con Laura Agnoletto Bari, Paolo Tremolada, Francesco Bertolini e Angela Ronchi alle 21 alla Casa del Mare. L'Associazione Culturale del Sestante organizza una serata astronomica nel Parco Nelson Mandela di Sestri Levante dalle 21 alle 23. Il programma prevede l'osservazione della massa globulare M4 e di altre stelle. Nella sala polivalente di Riva a Sestri Levante, l'Associazione Amici della Biblioteca propone un incontro con l'organizzatrice del RIF Chiara Fiorini, l'educatrice Nicoletta Salomone e il titolare del marchio di abbigliamento De Fuea, Luca Bensi, inizio alle 21. Alessandro Maurizi racconta il Giappone dei samurai, oltre ai cliché, alle 21 nel Giardino dei Lettori della Società Economica di Chiavari. Ai Bagni Ligure di Sestri Levante c'è l'incontro Guardeschi al Cinema al Mondo Piccolo, il Don Camille Peppone, inizio alle 21. Le ragazze della Croce Rossa di Cicagno organizzano la Tombolata Estiva 2026 in Piazza del Municipio, evento di beneficenza organizzato grazie ai commercianti e al Comune di Cicagna, inizio alle 21. Prosegue la rassegna sotto il campanile della parrocchia di San Michele di Pagana di Rapallo, dalle 21 l'incontro con Don Federico Pichetto sull'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV. A Villa Tigullio di Rapallo c'è lo spettacolo comico di Alessandro Bianchi, Facce di cane e altre bestie, inizio alle 21.15. A Villa Imperiale di Genova vince lo spettacolo di danza aerea del duo sospese intitolato L'Officina dei Sogni Difettosi con Anna Amelio e Carlotta Viganò, inizio alle 21.30. Nel complesso Valle Cristi da Rapallo c'è il concerto rock Zat Dioniso e Vivo con Giorgio Neri a chitarra e tastiera, Luciano Susto al basso e Alessio Panni alle percussioni, inizio alle 21.30.